Auguri a tutto il 1968, auguri davvero a ognuno di voi. Ci è venuta questa idea ed era una bella cosa ritrovare persone che magari ci eravamo persi di vista negli anni, la scuola, dalle elementari alle medie, alle superiori, ognuno ha preso la propria strada e questa è stata un'occasione abbastanza irripetibile di poterci vedere. E abbiamo fatto un passaparola, abbiamo iniziato in 3 o 4, poi abbiamo allargato a chiunque avesse desiderio di partecipare a questa serata, che ha anche questo fine, diciamo, nobile di aiutare il Gaslini, e quindi mi sembra che la serata stia evolvendo come ci immaginavamo. Quante persone avete messo insieme? Ma circa 140, 150, adesso stanno arrivando persone che non erano, diciamo, in lista, però le stiamo accogliendo perché qua lo spazio, insomma, basta sacrificarsi un po', penso che... Siete tutti di Chiavari? No, Lavagna, Sestri Levante, l'Entroterra, la Fontana Buona, insomma, col passaparola abbiamo raccolto un sacco di adesioni comunque nel Tigul. Qualcuno di Genova, qualcuno è venuto addirittura da fuori, abbiamo persone da Treviso, mi sembra, da Aosta, che abitavano a Chiavari da ragazzi e sono voluti venire a fare questa rimpatriata. La vita comincia a 50 anni? Assolutamente sì. Comincia a 50 anni perché abbiamo trovato un po' di amici, ci siamo divertiti a fare questa festa ed è andato tutto molto bene perché ci siamo messi d'accordo subito. Poi abbiamo deciso di fare questa cosa per il Gaslini perché esattamente 12 anni fa era successo un problema grosso a mio figlio e un professorone del Gaslini è riuscito a salvarmelo, allora avevo promesso a me stesso che avrei fatto il prima possibile una donazione o una festa per il Gaslini e così ci siamo riusciti. Sembra molto bello, tu sei affaccendato. Noi ci divertiamo, facciamo un po' due cosine, stasera una bella pericena, divertente, siamo tantissimi, tutti del 68, meglio di così. Menù? Menù misto, un sacco di stuzzichini stasera per far divertire tutti. E si andrà avanti nelle ore? Assolutamente, dopo ci sarà un po' di scherzi, ci saranno delle sorprese anche fatte dal mitico amico mio, ci sarà un sacco di cosette così divertenti per passare la serata in allegria.